tutti e segnalare questa eccezionalità, l'eccezionalità di questo momento, perché trovarci tutti allo stesso tavolo è una cosa che non è mai successa, per cui io vorrei ringraziare prima e per tutti Paola Martini, che è stata promotrice di questa iniziativa, che ha fatto le telefonate, che ha messo tutti insieme e che ha promosso questa idea che secondo me, ma credo di condividere il pensiero di tutti, a questo punto era proprio necessaria. Sappiamo tutti che stiamo vivendo un momento di crisi particolare dal punto di vista economico, sappiamo che anche uno dei settori più penalizzati di questa crisi è il settore culturale. Io credo molto importante di questo simbolo è che debba dare a tutti la possibilità soprattutto di lavorare sulla programmazione. Uno degli altri problemi grossi dei settori culturali non è solo la mancanza di finanziamenti, di budget, come si dice, ma anche la difficoltà di programmare. A volte il denaro non è un problema, ma è la possibilità di progettare che risulta difficile, che risulta sempre complicata. Allora io credo che una delle cose che questo marchio indicherà sarà quella di segnalare i soggetti che sono in grado di avere competenza, professionalità, idee e progettualità. E credo che questo sia il senso di questo marchio. Questo marchio è nato perché per me è importante che si metta una luce su quello che è il jazz della nostra regione. Abbiamo creato un marchio molto semplice che potrà essere tranquillamente inserito in tutte le grafiche che ognuno di noi ha già e sarà identificativo in tutta la regione. Vorrei che fosse un marchio anche per chi non ama il jazz ma che con orgoglio lo vede girare nelle varie rassegne. Lo abbiamo chiamato un marchio, ma per me è un simbolo, come se fosse un grande albero dove tutti noi ci troveremo sotto a discutere, a progettare, a organizzare, a produrre. Un marchio che ha delle solide radici qui in regione, il jazz ha delle solide radici qui in regione, quindi anche questo grande albero ha già le sue solide radici. E noi cercheremo di trattarlo seriamente come chi ama e lavora la terra, quindi con serietà e con costanza, consapevoli che gli alberi non sono solo alberi, quando hanno le radici forti sono anche pezzi di storia e qui abbiamo dei pezzi di storia del jazz in regione. Mi ricollego un po' a quanto Paolo aveva detto, cioè sulla natura sulla storia, su com'è il jazz friulano. Il jazz friulano è un po' come la regione Friuli, è una regione policentrica ed è giustamente orgogliosa delle proprie differenze, perché le differenze sono una ricchezza, a patto che queste differenze naturalmente vengano viste e vissute come una ricchezza. La storia del jazz in Friuli è una storia di tante diversità che vengono coltivate, di tanti punti di vista. Il jazz in Friuli nasce dal basso, non nasce per una decisione dall'alto di qualche illuminato, nasce per la volontà, la tenacia, la caparbietà di tanti operatori, di tanti musicisti, di tanti appassionati, che a partire dai circoli di ascolto, ai jazz club, ai locali, alle rassegne, ai festival, hanno costruito un patrimonio che oggi è visto con grandissimo interesse in tutto il territorio nazionale e anche all'estero. Il Friuli-Venezia Giulia ha una rete diversificata di rassegne che sono veramente un patrimonio da valorizzare. Il senso di questo marchio è anche comunicare alla cittadinanza del Friuli, non solo quelli che già il jazz lo conoscono, lo apprezzano e lo frequentano, anche loro naturalmente, dire quanto è stato costruito, quanto è stato fatto e quanto si potrà fare con questo patrimonio. E che il Friuli-Venezia Giulia ha bisogno di coltivare la sua diversità, la sua differenza. Tante rassegne, ognuna con una propria autonomia, con una propria direzione artistica, una propria visione artistica diversa, perché questo è una ricchezza, noi non abbiamo bisogno di un grande contenitore, di un grande mega festival, abbiamo bisogno di continuare a sostenere tutte le iniziative che dal basso del territorio e sul territorio nascono e vivono in stretta relazione con quelle che sono tutte le tradizioni, le caratteristiche paesaggistiche, sociali, economiche e culturali di ogni singola realtà. Con noi oggi non c'è, ma è con noi, mi prego di portare il suo saluto e la sua adesione, è Stefano Merio, che è un ingegnere del suono tra i più apprezzati
in Europa e che è anche produttore di un'etichetta che si chiama Arte Suono, che produce molti musicisti friulani, musica fatta in questa terra tra l'altro, che ha dato già la sua adesione al marchio, per cui ha già aderito e nei prossimi suoi CD ci sarà il CD di sua produzione, il marchio Jazz FVG, e saluta tutti e augura a tutti naturalmente una buona iniziativa. È un onore, davvero, un piacere aderire a questa iniziativa. Euritmica e Udine Jazz insomma, hanno una lunga storia in effetti, quest'anno sarà il 23esimo episodio di una lunga vicenda e vorremmo ovviamente poter andare avanti, ma con questa caratteristica, è stato già detto, io non mi dilungherò più di tanto, però davvero lo scopo, penso, primario di questo marchio, di questo consorzio, come lo possiamo chiamare, è quello di rendere tutti partecipi di un movimento vero e proprio. Questo è quello che sta accadendo nella nostra regione. Qui davvero c'è molta passione, c'è molta volontà di proporsi e speriamo appunto che attraverso anche questo logo, questo marchio, ci sia un'uguale attenzione a rispondere alle nostre aspettative e a quelle del popolo di questa regione. Uno intanto volevo dire che Stefano Amerio non è venuto perché sta registrando con Paolo Fresu in questo momento, quindi Ubi Maior. Ecco, la seconda abbiamo parlato di organizzazioni, volevo porre un accento sugli artisti friulani, che sono molto, volevo coinvolgere Flavio, perché ricordo un incontro fatto col mitico Adriano Mazzoletti qualche anno fa a Udine, di cui si parlava proprio della grandezza di musicisti friulani conosciuti nel mondo, quindi questo può essere anche un modo di valorizzare proprio dal punto di vista artistico i friulani. E vi posso dire una cosa, essendo in contatto con i giornalisti, gli esperti del settore un po' di tutta Italia, che l'attenzione che c'è nei confronti del Friuli è veramente grande. I festival friulani vanno regolarmente, e non casualmente, ma regolarmente registrati e mandati su Rai 3 e questo non succede per nessuna altra regione del nostro paese, nel senso che nelle altre regioni viene mandato un festival, al massimo 2, qui i festival friulani vengono mandati regolarmente. In più lui chiamava questa cosa, Adriano Mazzoletti, storico del jazz italiano, ha dedicato lusinghiere parole alla ricchezza e alla qualità appunto di quanto si produce in Friuli. Noi ringraziamo innanzitutto gli amici di Controtempo che ci hanno chiesto di far parte eventualmente di questo bel evento, di questa forza, di questa sinergia che potrebbe essere veramente, secondo noi, determinante, perché comunque da qualsiasi parte lo si veda, lo si analizzi, l'unione fa la forza, ripeto, da qualsiasi angolazione. No, io volevo solamente esprimere soddisfazione di questa operazione qua, no? Di cui ero a conoscenza prima del mio ruolo, insomma, no? Quindi, ecco, perché credo che ci possa aiutare, no? Poi anche nel medio-lungo periodo a selezionare in modo diverso, avere un approccio diciamo, di modo diverso rispetto alla presenza, in questo caso del jazz, sul territorio regionale. Ecco, c'è dove ci sono molte manifestazioni, però insomma, diciamo, il fatto di aggregarsi andrà sicuramente premiato, vediamo, non c'è dubbio, no? Nel senso ha cominciato a fare teatro perché come strutture sono più organizzate, più grosse, no? Che Arts che hanno contribuito a fondare, e un aiuto nell'interlocuzione con il mondo pubblico, lo sta facendo la musica in modo ampio, alcuni soggetti poi si incrociano, penso, no? Con le sezioni musicali classiche, e il fatto che anche le sezioni musica jazz, la maggioranza, le più importanti, insomma, no? Presentino un marchio, in qualche modo non c'è dubbio che mi darà un aiuto, insomma, ecco, mi darà un aiuto che speriamo che possa essere apprezzato già dall'anno prossimo. È ovvio che io mi sento a casa, quindi insomma, che avete bisogno di convincermi della bontà delle cose, insomma, ecco, non ce n'è proprio bisogno, ecco. Diciamo che quello di cui c'è bisogno è di non abbassare la tensione, la guardia della società in qualche modo attorno come dire, a quelle che sono le nostre richieste di essere oggettivamente centrali rispetto alle politiche regionali, perché come dire, con una forma, ecco, non di non sicuramente di rimprovero nei confronti di nessuno, ma spesso, no, la cultura è centrale a livello
come dire, di parola, nelle campagne, eccetera, spesso poi non si declina in alcun modo, no, negli anni con le risorse poi messe a disposizione e anche con la severità delle scelte, no, perché questo deve andare di pari passo. Cioè, noi potremo anche richiedere risorse adeguate in un momento difficilissimo, solamente saremo in grado di rispondere a una richiesta severa di qualità, di motivazione all'esistenza, eccetera, che non sia totalmente autoreferenziale. Quindi insomma, diciamo, quindi se devo riepilogare in qualche modo i prossimi anni, io vorrei che anche dal punto di vista poi normativo riusciamo ad andare, riconoscendo il valore che ha avuto la 68 dell'81 rispetto a far nascere tutta una serie di situazioni, andare invece su una direzione diversa, ma proprio per il successo che ha avuto quella legge e anche, come dire, la presenza diffusa sul territorio di iniziative, che invece andare in una direzione di consolidamento delle strutture, di aggregazione, di sinergia, ma non volevo essere neanche frainteso, non è un problema di quanti soldi avremo. Ecco, è stato fatto un riparto che io non condividevo affatto, cioè quello di aumentare a tutti qualcosa. Cioè, se non si approfitta anche, diciamo, di uno sforzo, no? Di capire che non si può continuare così da 30 anni uguale, ma che magari anche in aumento di risorse bisogna comunque fare delle scelte, no? Comunque premiare chi lavora meglio, comunque premiare quelli che servono, no? Cioè, diciamo, noi lavoriamo per noi stessi, ma spesso lavoriamo ovviamente anche per il pubblico, no? Quindi cercare di darci una maggiore identità, cercare di comprendere che cosa soddisfa, insomma, anche l'utenza, la centralità in qualche modo dello spettatore. Noi ce l'abbiamo sempre, però diciamo la centralità dello spettatore deve essere un elemento di rimente, no? Oltre alla capacità, insomma. Quindi diciamo che il fatto che io chiedo aggregazione e sinergie non è per risparmiare dei soldi, ce ne sarà bisogno a prescindere, no? Ecco, ma soprattutto per mettere in rete, come dire, proprio persone, qualità intellettuali, culturali, un confronto continuo, no? Cercare di smettere di lavorare solamente sull'autoreferenzialità. Sapete tutti che non so, l'associazione cambia magari direzione artistica, il direttore artistico ne fonda un altro, continua così. Noi siamo vittime un po' di questa parcellizzazione, no? Ecco, cioè, che non ha portato il Friuli-Venezia Giulia a essere una regione interessante nel suo complesso, ma facciamo fatica ad avere delle eccellenze vere, pur avendo eccellenti e numerosi protagonisti. Quindi se questi eccellenti e numerosi protagonisti riuscissero a, confrontandosi, a fare un salto di qualità, secondo me questo è quello che ci manca, e io spero che questo non sia solamente una razionalizzazione organizzativa, ma che invece sia un momento di confronto culturale e intellettuale.